Amici di Cucina con Emidio, oggi prepariamo le pizzette di Cagliari. Per questa ricetta ho bisogno della polpa di pomodoro, io utilizzo la Casar, dell'origano, acciughe, capperi, un uovo e la pasta sfoglia. Ho sbattuto il rosso d'uovo, aggiungendo infine mezzo bicchierino di acqua che mi servirà per spennellare la pasta sfoglia. Ho privato del sale i capperi, ho arrotolato e asciugato dall'olio le acciughe, ho pestato e privato dell'acqua la polpa di pomodoro Casar, metto un po' di origano abbondo, circa mezzo cucchiaino, dopodiché giro un po' di sale, non troppo, e mescolo bene bene. Metto da parte e prendo la pasta sfoglia, la srotolo nella sua stessa carta, prendo un bicchiere e vado a fare le forme. Mi usciranno con questa sfoglia e questo bicchiere 15 pizzette. Andiamo a privare i cerchi della pasta intorno. Una volta che abbiamo fatto i nostri cerchietti, mettiamo in una teglia un po' di farina di grano duro. Vado ad adagiare i dischetti. Procediamo a fare lo stesso con l'altra pasta sfoglia. Spargiamo sopra un po' di farina e facciamo i dischetti. Togliamo la pasta intorno. Ora andiamo a mettere gli ingredienti nei primi dischetti. Iniziamo con il pomodoro. Aggiungiamo dove ce n'è meno. Sopra il pomodoro un'acciuga arrotolata. Sopra di questa o a fianco mettiamo un cappero. In questo modo abbiamo le basi per le pizzette. Spennelliamo leggermente il bordo con l'uovo. Senza voltarli, adagiamo i dischetti sopra e pressiamo leggermente ai lati. Mentre facciamo questo, accendiamo pure il forno a 210 gradi. Controlliamo ovviamente che siano chiusi. Utilizzando un bicchierino più piccolo, andiamo a fare pressione sopra la pasta. Spennelliamo nuovamente su tutta la pizzetta. Le nostre pizzette sono pronte per essere infornate. Il forno ha raggiunto la temperatura di 210 gradi e facciamo cuocere per circa 20 minuti e soprattutto finché vediamo che la pasta ha preso un colore bronzeo. Sono trascorsi 20-25 minuti. Io ho controllato anche la cottura delle pizzette, come potete vedere sono cotte. Da Cucina con Emidio, buon appetito a tutti!